Quando nasce questa scuola e perché possiamo definirla veramente un unicum a livello veneto? Dunque, Scherma Treviso nasce nel 1957 grazie all'iniziativa di un noto imprenditore trevigiano, Ennio Zoppelli, e grazie a lui si è costituito questo gruppo che poi ha continuato. Tra l'altro poi dopo una decina d'anni sono arrivato anch'io, quindi è stato anche il mio presidente, e poi appunto io ho continuato sia nell'attività appunto schermistica che anche nell'attività dirigenziale. Unicità sì, posso dire di sì, perché comunque noi a parte avere anche diversi campioni, per esempio all'ultime Olimpiadi Mara Navaria ha fatto il terzo posto per la gara a squadre, e abbiamo Eleonora De Marchi, Elisabetta Bianchin che sono nel giro della nazionale. L'anno scorso Jacopo Donato ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali Under 20, e quindi insomma i nomi grossi li abbiamo, e abbiamo anche un vivaio che è enormemente positivo sia di numero ma anche di qualità, tant'è vero che anche oggi abbiamo vinto una gara nazionale di spada. Unicità perché comunque siamo una delle poche società in Veneto che fanno scherma paralimpica, e con degli ottimi risultati, anzi vorremmo fare anche un progetto per allargare anche questo progetto a andare nelle unità spinali dedicate e quindi cercare di far conoscere questo sport. E appunto con Matteo De Rossi è il nostro principale artefice, che appunto stiamo puntando e sta puntando anche lui per le Olimpiadi di Parigi. Abbiamo un progetto anche di scherma per non vedenti, e quindi là facciamo un po' più difficoltà perché comunque rispetto alla paralimpica sono un numero limitato i non vedenti, ma comunque ci sono già campionati regionali, campionati nazionali, quindi punteremo molto anche su questo. E in più abbiamo la possibilità di far provare gli adulti, quindi abbiamo un gruppo master numeroso, abbiamo anche gare sia regionali che nazionali, campionati europei, campionati del mondo, quindi diciamo che dall'età dai 7 anni agli 80 possiamo far scherma a chiunque, insomma.